Scene di un salvataggio. Qui i volontari sono alle prese con gli avannotti, piccoli pesci che a causa della scarsità d'acqua nel Piave rischiano di morire. E così, dall'altezza del ponte della Priula in giù fino a Saletto, gli uomini della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee si spendono per portarli in salvo. Il problema soprattutto è che dal ponte della Priula in giù l'acqua si infossa sostanzialmente del Piave, creando delle pozze dove all'interno di queste pozze purtroppo vengono intrappolati dei pesci e bisogna salvarli. Interventi che si ripetono tutti i giorni nei periodi di siccità. Viene utilizzato uno strumento con corrente a basso voltaggio che li stordisce momentaneamente e consente di trasportarli in vasche con ossigeno in luoghi a monte o a valle del Piave dove la maggior portata d'acqua risulta tale a garantire la loro sopravvivenza. Ieri sono state impegnate 2 squadre, sostanzialmente con gli elettrostorditori cerchiamo di spostare quanto più pesce possibile, di salvare quanto più pesce possibile, ma comunque tanto pesce muore. Altro problema grave, quello che resta e quello che riusciamo a spostare viene massacrato dai cormorani. Intervenire a priori, l'input che arriva da FIPSAS suggerendo quali le strade percorribili. Secondo noi abbassare quello che è il livello della ghiaia che c'è, del sedimento che ogni anno viene trasportato del Piave, perché in quella zona soprattutto la falda è 1,60 m sotto, quindi c'è tantissima ghiaia da asportare e via. È anche vero che tante associazioni purtroppo non condividono queste pratiche, non sapendo quello che succede però, perché togliendo acqua al fiume, ripeto, tutta la fauna e poi muore un ecosistema completo. Quindi aspettare che si rigeneri un ecosistema è tanto lungo come periodo.